di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera. C'è tanta roba da dire oggi, scusate se la metto un po' così in maniera poco elegante, ma la prima cosa che facciamo è dare un'occhiata alla prima pagina dell'agenzia ANSA Stefani, che apre con il rientro di Dell'Utri in Italia, a Rebibbia in ambulanza. Visto il periodo e le cronache di questi giorni e di queste settimane, è più che appropriato il ritorno di un esperto della materia di cui ci occupiamo costantemente tutti i giorni sulla base dei fatti che accadono. Dell'Utri rientra in Italia, l'aereo è atterrato a Fiumicino. L'ex senatore è stato accompagnato da agenti dell'Interpol che hanno poi notificato a Dell'Utri l'ordinanza di esecuzione della pena a 7 anni di reclusione dopo la condanna a 7 anni in secondo grado per concorso esterno in associazione mafiosa. La conferma della sentenza da parte della Cassazione. A bordo dell'aereo Dell'Utri è stato preso in consegna da funzionari e agenti della polizia di frontiera, accompagnato in uno degli uffici della polizia per le incombenze burocratiche di rito. Dalla foto di segnalamento alla notifica dell'ordine di arresto emesso il 7 aprile scorso, fino alla conferma appunto della sentenza da parte della Corte di Cassazione, la sentenza di secondo grado che lo condannava a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. E poi sempre dall'agenzia ANSA Stefani, il mondiale che parte benissimo con un arbitro che ha fatto una serie di enormi favori al Brasile, padrone di casa, è il secondo titolo dell'agenzia ANSA. E infine nel weekend meno 10 gradi al nord, che è una buona notizia perché si bolliva letteralmente in questi giorni. Comunque torniamo da dove ci eravamo interrotti e poi facciamo un piccolo focus su due questioni che non hanno a che fare col magna, mala ministra, mala gestione, tangenti, ruba, appalti e compagnia cantante. La prima però ha a che fare sì col quattrino. Dicevamo stamattina, finita la rassegna stampa, che c'è da raccontare l'ultima, se ne occupa Sergio Luciano su Italia Oggi, in merito alla questione dei 98 miliardi. Risentiamo per favore Giulio Carnelli in regia, la ministra Cancellieri e poi anche quello spezzone di Che aria tira, nel quale la conduttrice era con Salvini, con Matteo Salvini, a proposito della vicenda dei 98 miliardi. C'è stata l'immortale, nel senso che non muore mai quella promessa lì, perché nessuno la realizza nei fatti, l'immortale promessa della ministra allora di giustizia Anna Maria Cancellieri, che è rapidissimamente uscita da tutte le cronache, come avete potuto notare, dopo che ha lasciato, non senza qualche sbavatura nel percorso, Ligresti e compagnia bella, il suo scranno da ministra, appunto, è uscita super rapidamente da qualsiasi tipo di cronaca. Lei e il figlio, Pier Giorgio Peluso, che tutti ricorderanno come grosso manager, uno dei più grandi manager in circolazione in Italia, e non solo nell'ambito Ligresti. Comunque la promessa immortale era quella del recupero dei 98 miliardi sostanzialmente evasi, più multe, più sanzioni, dalle 10 concessionarie di slot machine in Italia nel periodo 2004-2007. Sentiamo l'immortale promessa della ministra Cancellieri e poi lo spezzone di grande giornalismo. Ci stiamo impegnando su questo tema. Il ministro ha anche ipotizzato l'eventualità di riuscire a incassare i 98 miliardi di euro contestati alle 10 concessionarie delle macchinette dalla Procura della Corte dei Conti. Perché se ritroviamo questi soldi facciamo a metà per la sicurezza e metà per la ricerca. Quell'altro spezzone adesso lo troviamo perché era un estratto dalla trasmissione Aria che tira. Intanto però la notizia di cui si occupa nel commento a pagina 2 di Italia Oggi Sergio Luciano la vediamo. Non c'è mai fine al peggio, scrive Luciano. Il peggio è quando l'inefficienza si mescola con il delirio giuridico. Ne nascono dei mostri. È il caso di una storia tragicomica che sta per andare a sentenza e potrebbe costarci lacrime e sangue. Si tratta della lunga causa tra lo Stato da una parte e alcune società che gestiscono il gioco d'azzardo legale, le famose slot machine e videolotterie, e altre porcherie demoniache fatte apposta per pelare i gonzi e i deboli. Tra il 2004 e il 2007, ricorda Sergio Luciano su Italia Oggi, le principali società concessionarie del gioco, tra cui alcune quotate in borsa, durante la complessa fase di inizio del percorso di legalizzazione, perché si legalizzò il settore nel 2004, hanno avuto ritardi nella connessione delle loro macchinette alla rete telematica dei monopoli, ritardi di circa 3 anni, 4, normale, perché nessuno se ne è accorto nel frattempo, naturalmente, che le macchinette non erano collegate. Pensate al Ministero
erano là che guardavano. Parte il percorso di legalizzazione, io mi attendo naturalmente che ci siano anche delle giocate. Le macchinette non erano collegate, le giocate non risultavano. D'improvviso, dunque, quelli che giocavano fino al giorno prima non hanno giocato più e al Ministero non hanno visto una lira di incasso perché le macchinette non erano collegate. La cosa è normale, è normalissima e passa 4 anni prima di accorgersi di qualcosa. Quindi hanno avuto dei ritardi tecnici queste società poverine nella connessione delle loro macchinette alla rete dei monopoli, versando temporaneamente un'imposta forfettaria. Lo Stato, Monopoli, Sogei, la società che doveva rilevare le giocate attraverso la sua rete telematica, lo Stato che aveva sviluppato e omologato il sistema di collegamento delle slot machine alla rete erano consapevoli di queste difficoltà. Nel 2007 la Procura della Corte dei Conti si accorge dell'anomalia. Come mai nessuno ha segnalato il mancato allacciamento? C'è stato un inghippo, i concessionari paghino tutto, i danni e naturalmente anche le penali contrattuali. Il totale fa 98 miliardi di euro, quanto 3 o 4 leggi finanziarie. Dopo un po' la Corte dei Conti torna sulla terra, scrive Sergio Luciano, che evidentemente ha un punto di vista ben preciso. Questa era una cazzata. 98 miliardi erano una cazzata, non era scritto nei contratti, era una follia. La Corte dei Conti riconosce che non c'è stata evasione fiscale, ma semmai solo un danno da disservizio, e nel febbraio 2012 Transa fa una transazione a 2 miliardi e mezzo. Altro round di trattativa e nuovo ribasso, arriviamo a 800 milioni. A questo punto la maggior parte delle concessionarie paga una fetta, ma 2 o 3 si impuntano e proseguono il giudizio d'appello che si deciderà il prossimo 9 luglio. Perché si impuntano? Perché apprendono che il procuratore della Corte dei Conti Smiroldo avrebbe confidato al colonnello Umberto Rapetto della Guardia di Finanza, che ha fatto le indagini, che gli accertamenti riguardanti il danno erariale si sono conclusi evidenziando l'assenza di danno erariale. Ora immaginiamo se i concessionari vincessero l'appello, addio 800 milioni, e Renzi quei milioni dovrebbe pescarli altrove. A questo punto chi ha ragione, i concessionari o la Corte? Lo si saprà il 9 luglio, intanto si sa già chi ci rimetterà, noi contribuenti, in un modo o nell'altro, scrive Sergio Luciano, secondo il quale la penale da 98 miliardi era una super fesseria, non stava né in cielo né in terra. Abbiamo più volte detto che non è così. Il punto è che tutti, da tutte le parti, a iniziare dalla sinistra, transitando per il centro, arrivando a destra, hanno fatto in modo che questi soldi non si ponesse neanche più il problema. Non c'era più il danno erariale. Ci hanno messo 2 anni a calcolarlo, gli uomini della Guardia di Finanza del colonnello Rapetto, ma poi non c'è stato più il danno erariale. Ma se non c'è più il danno erariale, perché devo pagare le penali? Punto di domanda. Comunque la cosa è finita così, non so se adesso abbiamo recuperato quel pezzo là, no, non lo recuperiamo più. Comunque c'era lo stupore della giornalista nell'apprendere che era vero, che i 98 miliardi, anche Vespa si era stupito quando Matteo Salvini gli aveva ricordato i 98 miliardi, era tutto vero. Benissimo, cambiamo argomento, tanto questa è andata in vacca, come si suol dire, come per usare un linguaggio sempre elegante, che contraddistingue questa rubrica. Entro l'anno il Veneto vota sull'indipendenza, è senza dubbio una delle notizie del giorno, tant'è vero che non la riporta nessuno, né in prima, né in seconda, né in terza, e perfino nemmeno in 10ª pagina, se non un francobollo del Corriere della Sera. Ora mi è sfuggito, forse magari un francobollo sulla Stampa, un francobollino su Repubblica, ma insomma è una stupidaggine. Il Veneto voterà per l'indipendenza, ma insomma chi se ne frega, tanto le cose importanti in Italia non meritano né la prima, né la seconda, né la terza, né la quarta, né la quinta e nemmeno la 10ª pagina. Libero fa eccezione insieme alla Padania e lo pubblica in prima pagina la notizia. Il pezzo è di Giuliano Zulin. Il presidente del Veneto Zaia voleva il referendum per l'indipendenza secondo un criterio di regolarità e di ufficialità. Così è stato perché il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge che indice il referendum consultivo finché si vuole, ma per la secessione dall'Italia, scrive Libero. La proposta del consigliere Valde Gamberi, ex UDC, è passata con 30 voti favorevoli. Lega, una parte di Forza Italia, Progetto Nord-Est e ovviamente lo stesso Valde Gamberi. 12 contrari, i voti del Partito Democratico, e 3 astenuti. Non ha partecipato al voto un'altra parte degli azzurri, quella di provenienza Alleanza Nazionale, per cui la Patria, eccetera, eccetera, oltre al rifondarolo Pettenò. In base alla legge 342,
si dovrà votare una domenica dalle 7 alle 22 in un periodo compreso fra metà settembre e metà dicembre. Indipendenza Veneta, il movimento separatista che ha raccolto firme per spingere verso la consultazione referendaria, butta là la data del 9 novembre, cioè lo stesso giorno che vedrà i catalani scegliere per la separazione dalla Spagna. Un mese e mezzo dopo il plebiscito scozzese per l'addio alla Gran Bretagna. Per il consigliere Giovanni Furlanetto, gruppo misto, esponente di Prima il Veneto, il referendum andrà a riscattare la ferita storica del plebiscito del 1866, che segnò l'annessione forzosa del Veneto all'Italia. Negli ultimi 5 anni il Veneto è molto cambiato, ha detto Remo Sernagiotto di Forza Italia, neo-europarlamentare. Approvando questo referendum diamo avvio a un percorso politico che avrà ripercussioni anche in Europa. Con questo referendum indurremo anche altre parti d'Italia a riflettere sul proprio destino e solleciteremo la stessa Europa ad affrontare la specificità delle realtà locali. Uno degli effetti di questo referendum, di questo voto, ha teorizzato l'azzurro Moreno Teso, spiegando il proprio voto contrario, in dissenso rispetto al gruppo di Forza Italia, sarà l'esodo di quella ventina di comuni di confine che in base al voto espresso dai propri cittadini hanno chiesto di staccarsi dal Veneto e passare in Trentino o Friuli. Felice, non felicissimo, Gianluca Busato, mente del referendum digitale e non del marzo scorso, che ha visto, stando a quei numeri, milioni di veneti, 2, esprimersi per l'indipendenza. Resta da capire quali siano le modifiche apportate dai numerosi emendamenti, anche se non cambia il giudizio positivo su questa decisione della Regione, sebbene tale voto segue l'approvazione di mercoledì della legge regionale 392 per l'organizzazione di un referendum sull'autonomia del Veneto inutile e deleterio, dice Busato. Il Consiglio regionale ha approvato infatti anche un testo che dà mandato a Zaia di negoziare col governo l'indizione di un referendum sull'autonomia differenziata. Alla luce della contemporanea approvazione dei 2 referendum, chi capisce cosa succederà realmente nei prossimi tempi è bravo, dice Busato, senza contare che saranno inevitabili i ricorsi alla Corte Costituzionale per bocciare entrambe le consultazioni. Nel dubbio i movimenti indipendentisti vanno avanti. Domani a Venezia si tiene la presentazione del progetto Libro Bianco dei Veneti, che si ispira alle white papers anglosassoni e alla conversazione nazionale scozzese che consolidò il capitolo dell'indipendenza. Così scrive Libero. In sostanza, entro l'anno il Veneto vota per l'indipendenza. Adesso, al di là di tutte le chiacchiere dei commentatori, anche politici, attori politici, questa è la sostanza. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge che indice il referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto. Vedremo cosa risponderà lo Stato centrale, come si muoverà. Insomma, è una partita decisamente importante e per questo ovviamente non va messa in prima pagina mai, tranne che Libero e la Padania. A proposito di iniziativa politica, il referendum, si raccolgono ancora le firme, ci sono i gazebo, il reato di immigrazione clandestina da reintrodurre, l'altro capitolo, vieniafirmare.org è il sito e il numero è 0266234234, potete vedere dove sono i gazebo in questo fine di settimana e votare naturalmente anche nei comuni di vostra residenza. Ma uno dei quesiti era relativo alla prostituzione. C'è un sondaggio oggi su Libero a cura di Arnaldo Ferrari Nasi: prostituzione regolata e tassata, gli italiani non hanno più dubbi, dicono largamente sì. Per la maggioranza dei cittadini lo Stato dovrebbe governare il fenomeno, come si propone il referendum, per il quale la Lega Nord ha raccolto le firme, come tutti sanno, come molti sanno, tutti no, perché se ne è parlato poco anche lì di questa iniziativa referendaria sui grossi mezzi di comunicazione, se non alla fine. Si toglierebbe denaro alla malavita, le motivazioni degli italiani che dicono sì alla prostituzione regolata e tassata, ci sarebbe più sicurezza igienica, diventerebbe un'attività economica come le altre. 5 miliardi, secondo le stime, il giro d'affari annuo della prostituzione in Italia. Tassando i guadagni delle prostitute, lo Stato ne incasserebbe più di 4, cifra che permetterebbe di ridurre, per esempio, l'IVA di un punto. 90.000 la cifra complessiva delle prostitute e prostituti presenti attualmente in Italia, 9 milioni i clienti italiani che ogni anno vanno a prostitute. Attenti a chi stringete la mano. Fu nel 1958 con la legge Merlin che in Italia fu abolita la regolamentazione della prostituzione. Così ricorda anche Arnaldo Ferrari Nasi, il
Quesito il sondaggio: se la prostituzione fosse libera e controllata dallo Stato si toglierebbe la possibilità alla malavita di gestire molti soldi. Tra molto e abbastanza d'accordo il 75% degli interpellati. I sondaggi sono stati compiuti su 600 interviste e rilevazioni il 1° aprile 2014. Così dunque libero. Un po' di swing, minor swing di Django Reinhardt.
4. Firma, firma, firma! E adesso santifichiamo il quattrino con un articoletto da Panorama che ci riporta su una vicenda della settimana, ovvero le donazioni, fra le tante, chiamiamole così, del Consorzio Venezia Nuova, in questo caso alla cricca del cardinale Scola, scusate la parola, però più o meno siamo lì. Il porporato oggi si scaglia contro l'immoralità dei politici corrotti, scrive Panorama, ma quando era vescovo a Venezia ne accettava l'aiuto finanziario. La lotta urgente per la legalità riguarda ciascuno di noi, in ogni nostra azione. Sono passati 3 giorni dallo scoppio dello scandalo veneziano per le tangenti del Mose. Il 7 giugno Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana diretto da Marco Tarquinio, intervistava l'arcivescovo di Milano Angelo Scola sulla corruzione. Quelle parole erano le sue: la lotta urgente per la legalità riguarda ciascuno di noi, in ogni nostra azione. Il cardinale, attualmente cardinale di Milano appunto, vicino a Comunione e Liberazione, indicato tra i papabili all'ultimo conclave, si scaglia contro l'immoralità dilagante dei politici corrotti che hanno messo le mani anche sull'Expo di Milano. Chissà cosa avranno pensato, leggendo queste dichiarazioni, i 2 protagonisti dello scandalo del Mose: l'ex presidente del Consorzio Venezia Nuova Mazzacurati, arrestato, il sindaco di Venezia Orsoni, ai domiciliari e poi in giunta. Entrambi erano fedelissimi di Scola quando era patriarca di Venezia, tanto che Mazzacurati venne chiamato a presiedere il consiglio di amministrazione della Fondazione Studium Generale Marcianum, voluto da Scola per promuovere la ricomposizione dei saperi al servizio del bene comune. La fondazione era un fiore all'occhiello della curia. Tra i consiglieri di amministrazione fu nominato anche Orsoni, il sindaco di Venezia, già punto di riferimento della curia per pareri e consulenze legali. Non a caso nel 2010 Scola sostenne con decisione la candidatura a sindaco dell'avvocato Orsoni per il centro-sinistra contro Renato Brunetta del centrodestra. Come non bastasse, il Consorzio Venezia Nuova è tra i soci fondatori della Fondazione Marcianum, alla quale ha garantito consistenti sostegni finanziari. Si parla di 100.000 euro in contanti come quota annuale e di altre tranche da 10 a 50.000 euro a testa versate al Marcianum da alcune società del consorzio. Ora però Scola scarica la cricca del Mose, che in passato ha garantito i mezzi affinché il Marcianum organizzasse le sue attività, tra cui un master di eccellenza, sentite un po', in gestione etica di azienda. Di scandalo in curia parla ancora a Panorama, l'articolo è di Ignazio Ingrao ed era anche la copertina. Non bastavano le inchieste di Milano e Venezia, spunta anche il caso del fiume di euro ingoiato dalla diocesi di Mazara del Vallo in Sicilia, almeno 6 milioni di debiti come risulta a sorpresa dall'ultimo bilancio. Il vescovo Domenico Mogavero, ex sottosegretario della CEI, deve dare molte spiegazioni a Papa Francesco, scrive Panorama. Non sono neanche le 11 del mattino di venerdì 6 giugno quando Monsignor Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, si presenta al portone di bronzo in Vaticano. Lo attende una guardia svizzera che lo scorta fino allo studio privato del Papa. Per chiunque un'udienza personale col Papa è un dono raro, ma Mogavero è scuro in volto, teso e preoccupato, scrive Panorama. Giunto in anticamera non deve attendere a lungo, ci sono fuori migliaia di carabinieri che aspettano il Papa per la festa dell'Arma e Bergoglio non ha molto tempo a disposizione. Perché tanta fretta di incontrare il vescovo di Mazara del Vallo, che molti hanno addirittura dato come candidato a guidare la diocesi di Palermo? La risposta è nei bilanci della Curia. La piccola diocesi siciliana, 231.000 abitanti, 70 preti, molti anziani, e 131 suore, nel giro di 7 anni ha accumulato debiti per quasi 6 milioni, esattamente 5.598.000. E tra l'altro ci sono parecchie diocesi in bancarotta: Trapani, Terni, Vigevano, aggiunge Panorama. E oggi Avvenire risponde dicendo che il buco finanziario è solo un'invenzione. È una nota della diocesi di Mazara del Vallo del vescovo Mogavero: il buco finanziario è un'invenzione e la notizia è priva di fondamento, dice il vescovo di Mazara del Vallo, che liquida così le accuse rivolte dal settimanale Panorama nel numero in edicola ieri. La vicenda avrebbe interessato anche Papa Francesco. Nessuna connessione tra l'udienza col Santo Padre e la questione del bilancio
della diocesi. La nota, firmata dal direttore Don Francesco Fiorino della diocesi di Mazara del Vallo, cerca di chiarire gli aspetti della vicenda e nella nota si risponde che è prassi consolidata rendere noto il bilancio annuale della diocesi al presbiterio diocesano esaminato dal Consiglio Affari Economici, eccetera. Questo è avvenuto nello scorso mese di maggio. Le notizie diffuse dal settimanale erano già a conoscenza del presbiterio e non possono rappresentare un caso. I dati relativi al rendiconto della gestione economica sono stati comunicati e chiariti. Nessun ammanco, solo un debito per un mutuo contratto con le banche per aggiornamenti dei prezzi nei cantieri di costruzione di 3 chiese. La deliberazione per la costruzione è precedente all'inizio del Ministero del Vescovo. Monsignor Mogavero ha portato a compimento quanto già deciso e finanziato dalla CEI. Nulla di oscuro neanche sulle altre vicende evocate dal settimanale Panorama, però sui numeri Panorama è preciso e la replica della diocesi non mi sembra altrettanto. In ogni caso, parlando di Quattrino, c'è da citare anche, rimanendo ai settimanali, oggi la chiacchierata con Pier Giorgio Baita da parte di Gianfrancesco Turano su L'Espresso, l'uomo del Mose. Pier Giorgio Baita dell'azienda Mantovani era uno dei soci del consorzio Venezia Nuova e uno di quelli che starebbero cantando insieme a Mazzacurati il numero 1 del consorzio. Confesso che ho corrotto, ma come me agivano gli altri soci del consorzio, a partire da Mazzi che aveva un filo diretto con Gianni Letta. Vi spiego come funzionava il sistema. Questo è il colloquio con Pier Giorgio Baita, ingegnere veneziano, ex presidente della Mantovani di Padova, capofila del consorzio Venezia Nuova, insieme alla Fincosit Grandi Lavori della famiglia veronese Mazzi. Tutti contro tutti, scrive oggi l'Espresso. Dopo 25 anni di banchetto, le dighe mobili di Venezia non hanno tenuto alla pressione della Alta Giudiziaria. Ha ricordato opportunamente Zaia che l'affare era pertinenza del Stato centrale di Roma, non della Regione Veneto, tanto per chiarire i contesti. In secondo luogo, però, c'è da dire anche che questo ingegner Pier Giorgio Baita era già stato arrestato l'anno scorso. Ex presidente della Mantovani di Padova, appunto, capofila del consorzio Venezia Nuova con la Fincosit Grandi Lavori della famiglia veronese Mazzi, Pier Giorgio Baita ha come riparo 97 giorni di carcere a Belluno e una condanna appena patteggiata, 22 mesi per i fondi neri gestiti dalla società BMC di William Colombelli di San Marino. Essendosi sacrificato per tempo, scrive l'Espresso, Baita è rimasto fuori dalla retata che la scorsa settimana ha coinvolto l'ex governatore Galan, il sindaco Orsoni, l'eurodeputata uscente Sartori, il costruttore Mazzi, l'assessore regionale Chisso, il generale di corpo d'armata a riposo Spaziante, il finanziere Meneguzzo e un'altra trentina di indagati. Adesso Baita è il primo testimone d'accusa nell'inchiesta che ha travolto l'establishment lagunare, che punta sulle coperture del Palazzo Romano, perché a Roma era il cuore dell'affare del Quattrino, e arriva fino agli appalti dell'Expo 2015, come le inchieste dell'Espresso avevano anticipato nel pieno disinteresse dei politici. Il colloquio con Baita, nell'ammezzato di un albergo di Mestre, scrive il giornalista dell'Espresso che è andato a parlare con Baita, è ricco di spunti, di interpretazioni soggettive, di qualche omissione significativa e di un'ossessione. L'ossessione di Baita è scaricare le colpe maggiori su Giovanni Mazzacurati, storico presidente del consorzio, arrestato a luglio 2013, 4 mesi dopo l'ingegner Baita. Un rapporto finito male è quello fra Mazzacurati e Baita dopo 40 anni di lavoro comune. Oggi Mazzacurati ha 82 anni, è stanco, è provato dalla morte del figlio, Carlo, il regista, mentre Baita porta i suoi 65 anni alla grande, ha un futuro da giocarsi, un'esperienza da far valere sul mercato e pochi mesi fa l'ingegner Baita si è aperto una boutique di consulenza in società con moglie e figlio, si chiama Studio Impresa e ha sede nel sestiere veneziano di Dorso Duro. E poi c'è il suo 5% di azioni della Mantovani comprato nel 2005 a prezzo molto vantaggioso per suggellare il patto con Romeo Chiarotto, il padrone del gruppo di costruzioni. L'accordo prevedeva un divieto a vendere di 10 anni. Alla fine del 2015, dunque, si vedrà se la buonuscita dell'ingegner Baita vale 5 milioni, 10 milioni oppure 20 milioni. Chi può dirlo, dice l'ingegner Baita, che i finanzieri in codice chiamavano chalet.
Magari tra un anno il valore dell'impresa sarà zero, dice Baita. La preoccupazione appare tecnicamente infondata. A parte le dighe veneziane, Mantovani ha ancora un portafoglio di lavori colossale, un patrimonio netto in salute, riserve di utili e profitti futuri garantiti. L'ingegner Baita difende la sua quota di prosperità, ha lavorato con tutti i mezzi per costruirla. Il meccanismo del Mose ormai è noto, scrive l'Espresso, i soldi arrivavano puntuali dallo Stato centrale al concessionario unico, il Consorzio Venezia Nuova, composto da soci privati e incaricato dei lavori. Il consorzio, rischio di impresa e controlli pari a zero, spendeva e spandeva da 1,6 miliardi previsti a 5,6 miliardi effettivi. Le imprese azioniste, Mantovani, Mazzi, Condotte e le cooperative rosse, si gonfiavano come anatre da foie gras, grazie a margini sui lavori che raggiungevano il 50%, 5 volte la norma. Mantovani cresceva più di tutti, 2,5 miliardi di ricavi a fine anni 90, o 25, anzi miliardi di ricavi a fine anni 90, oltre 400 milioni di euro adesso, in massima parte incassati dal consorzio. A parte le opere, Baita ha calcolato che il Consorzio Venezia Nuova, fra fondi neri e fatture più o meno indispensabili, abbia distribuito 100 milioni di euro ogni anno dal 2003. Se la Mantovani, dice Baita, aveva un terzo del consorzio, perché si parla solo della Mantovani come corruttrice? Io avevo la sponda a San Marino, ma gli altri? Per esempio la Technital del gruppo veronese Mazzi, che ha preso anche la progettazione della Pedemontana Lombarda, della famiglia Mazzi, perché il gruppo è la Fincosit Grandi Lavori, la Technital del gruppo Fincosit della famiglia veronese Mazzi, che ha preso anche la progettazione della Pedemontana Lombarda, ha incassato dal consorzio tra 150 e 200 milioni di euro solo per le opere alle bocche di porto. Mazzi, racconta Baita, era il tramite fra Mazzacurati e Gianni Letta, era quello che li faceva incontrare a Roma, nella casa dove hanno trovato 3 quadri del Canaletto e uno del Tintoretto, e non solo le parcelle Technital non si sono mai potute discutere, ma nel 2004, quando siamo entrati nel consorzio Venezia Nuova, comprando dall'impregilo dei Romiti, Mazzacurati ci ha ordinato di girare una parte delle azioni a Mazzi, in modo da essere su un piano di parità, se no non ci faceva entrare. L'ingegner Baita, scrive l'Espresso, conosce la leggenda nera riguardante Ital Holding, la capogruppo dei Mazzi, intestata a 2 fiduciarie, la Spafid e la Prudenzia. La quota di minoranza sarebbe stata girata di volta in volta al politico di riferimento dell'opera. Di sicuro, dice Baita, a ogni spreco corrispondeva una fetta di consenso in un settore, politici, amministratori e quei tecnici che ti compri con 4 promesse di carriera. La settimana scorsa hanno messo agli arresti un ingegnere, Luigi Fasiol, per un incarico di collaudo su mia segnalazione, dice Baita. Con questo metro dovrebbero arrestare parecchi alti dirigenti del ministero, manager pubblici e giudici contabili. Invece non ho visto nulla sui 26 milioni di euro in collaudi dati ai vertici dell'ANAS, a Pietro Ciucci, numero 1 dell'ANAS, a Vincenzo Pozzi, a Pietro Buoncristiano o a ex magistrati come Vincenzo Fortunato, tutta gente che andava a chiedere l'incarico direttamente al Consorzio Venezia Nuova, anziché al magistrato delle acque rappresentante del governo centrale. Sul ruolo del consorzio, l'ingegner Baita dà un'analisi lineare, ingegneristica, rafforzata dalla sua prima disavventura giudiziaria. Fu arrestato nel 92. Dopo Tangentopoli, racconta Baita, il consorzio Venezia Nuova ha avuto il merito di sollevare i politici dal rapporto diretto con gli imprenditori. Questo sistema ha fatto scuola con la nascita di varie società di scopo, ISPA, le società regioni ANAS e la stessa Sogin. Sono pubbliche, non devono dare utili, ma hanno un'impronta di gestione privatistica, assumono chi vogliono. Il successore di Mazzacurati, il suo ex ufficio stampa Mauro Fabris, politico democristiano poi dell'UDC eccetera, ha detto che taglierà i 270 dipendenti. Li sta solo spostando sulla controllata Tetis, comprata da Mazzacurati per parcheggiare gente, fra cui l'ex segretaria di Galan Claudia Minutillo, e per studiare la proliferazione dell'alga nel Mar Caspio spendendo 1 milione all'anno, racconta Baita. L'idea fondante del sistema Consorzio Venezia Nuova, alla fine, è che tutto si poteva fare e che il sistema poteva durare per sempre, oltre il completamento delle dighe mobili previsto fra 2 anni.
Finiti i costi dell'opera sarebbero iniziati i costi di gestione, manutenzione e struttura. Secondo i calcoli di Baita possono bastare 20 milioni all'anno, possono non bastarne 60 se ci sarà il sovraccarico di manager e funzionari con relativi stipendi d'oro. Altri meno ottimisti hanno parlato di 150 milioni di euro all'anno. L'importante è che si evitino le gare come sono state evitate per tutti i 25 anni del Mose, salvo bandi per poche decine di milioni in tutto. Una repubblica degli affari autonoma, insomma, con il beneplacito degli organi dello Stato centrale. C'è stata una gara, spiega Baita, a trasferire competenze dai ministeri vari al consorzio, che aveva le mani più libere. Poi bastava che il politico si presentasse da Mazzacurati e che dicesse queste sono le mie aziende e il gioco era fatto. La cupola dell'Expo, dove si è rivisto il rapporto diretto fra politici e imprenditori, io la chiamo cupoletta, dice Baita, ha truccato un paio di gare. Il guaio, dice ancora l'ingegner Baita, il guaio vero dell'Expo è il tavolo chiuso delle imprese intorno a infrastrutture, a ISPA, cioè alla Regione, e a Expo 2015, cioè il Comune di Milano. La disavventura della Mantovani sulla piastra lo spiega bene. Se c'è qualcosa per cui Baita merita la fama, scrive ancora l'Espresso, è l'organizzazione di un tavolo di appalti chiuso a Venezia e nel Veneto. Mantovani, Fincosit, Condotte, alcune cooperative rosse, con l'appoggio di gruppi finanziari come la Palladio di Meneguzzo, Est Capital di Gianfranco Mossetto e la Save di Enrico Marchi. Pochissimo spazio per gli altri. Baita su questo punto nega l'addebito e dice che la Mantovani, al di fuori del Mose, ha applicato le regole di mercato. Nella vicenda di Expo 2015, Baita si presenta come vittima e denuncia proprio lui un club esclusivo degli appalti in Lombardia. La Mantovani lo avrebbe messo in crisi vincendo la singola gara di maggior valore dell'Expo, quella sulla piastra, la struttura di base, a luglio 2012. Abbiamo partecipato per caso, dice Baita, in sostituzione di una società francese in crisi e su richiesta del Coveco, la Coop rossa che avrebbe finanziato Orsoni e Sartori. Coveco era socio del consorzio Venezia Nuova. Mantovani vince la gara di Milano con un ribasso enorme, il 41,8%, forse anomalo, di certo basato sulla speranza, che negli appalti in Italia è una certezza, di risalire sul prezzo in seguito. Fatto sta che le imprese del tavolo lombardo e l'ISPA, Società Infrastrutture, la prendono male, pressioni, minacce, inviti a mollare la presa. E prima che arrivassimo noi della Mantovani, racconta ancora Baita, nell'associazione che puntava alla piastra c'era già con una piccolissima quota la Ventura, che lavorava da anni a Milano per la manutenzione dei parchi del comune. Un anno prima della gara abbiamo mandato la documentazione in prefettura, ci hanno risposto a contratto firmato per dirci che l'informativa antimafia era sfavorevole. Abbiamo espulso subito la Ventura, ma siamo finiti sui giornali. CMC, nei cantieri vicini al nostro, Cooperativa Rossa, ha avuto 6 associate con problemi antimafia, spiega Baita, e nei lavori ci sono state una ventina di imprese interdette. In quanto ai miei 271 contatti telefonici con Angelo Paris, allora numero 2 dell'Expo, si spiegano perché seguivo la cooperativa Giotto e perché lui cercava un posto dopo l'Expo. Una vena polemica con i prefetti affiora anche dal colloquio con Romeo Chiarotto. Romeo Chiarotto era il numero 1 della Mantovani prima, eppure la vicenda Mantovani Expo è stata gestita quando la prefettura di Milano era guidata da Gian Valerio Lombardi, molto vicino alla famiglia Ligresti, e molto sollecito nel fornire il passaporto nuovo all'olgettina Maristel Polanco. Lombardi, che è stato fra i papabili di centrodestra per le elezioni a Padova, ha avuto un ruolo importante dopo l'arresto di Baita a febbraio 2013. Ha chiamato Chiarotto e gli ha spiegato che l'azienda rischiava l'amministrazione controllata. Il mio successore, l'ex questore Carmine Damiano, dice Baita, che si occupa dell'Expo, è stato suggerito dal prefetto Lombardi. Il resto del colloquio è l'autodifesa d'ufficio dello stesso Baita, il quale dice che a Galan ha solo pagato l'architetto e che lui gli ha fatto solo perdere lavori, che Lia Sartori era troppo amica di Pierangelo Daccò, il RAS della sanità formigoniana, per favorire lui, che Chisso pensava solo a ricollocarsi con Tosi e Zaia, che il primo incarico alla cartiera sammarinese BMC lo ha dato il consorzio Venezia Nuova e non lui. Parla di 2 sindaci che l'hanno contrastato, Orsoni sull'Arsenale, Cacciari ogni volta che ha potuto.
per metterli in cattiva luce dice che i due erano in buoni rapporti con Mazzacurati. Si dimentica di citare Paolo Costa, altro ex sindaco di centrosinistra, col quale Baita è andato d'accordo. Tutto parte del gioco, la guerra di tutti contro tutti in versione lagunare. Per concludere, filosofia d'impresa, perché dice Baita bisogna finanziare il servizio, non l'opera. Lo Stato deve pagare per ogni anno che Venezia evita l'acqua alta, non per i cassoni o le cerniere. Scommetto che così il Mose non sarebbe costato il triplo. E se lo dice lui, conclude l'Espresso,
Mose, si segnala che Galan, insieme alla moglie Sandra Persegato, possiede una quota del 10% di quella società, costituita appena 15 mesi fa. A quanto pare il politico di Forza Italia aveva una gran passione per il business dell'energia. Gli investigatori hanno intercettato alcune telefonate in cui la moglie di Paolo Venuti, commercialista e presunto prestanome di Galan, parlava di commerci milionari di gas con l'Indonesia come controparte. Insomma, Galan, per un ventennio signore della politica a nord-est, aveva ambizioni da imprenditore. Un doge elettrico, verrebbe da dire, scrive Vittorio Malagutti sull'Espresso, oppure un re sole, visto l'interesse per le fonti rinnovabili. Tutte ipotesi investigative per il momento. Fatto sta che Galan e Signora hanno versato 10.000 euro a David Barzazzi e a Ramor per comprare il 10% del capitale sociale di Energia Green Power. In apparenza poca cosa, ma quell'operazione era forse solo il primo passo di un disegno più complesso. Non per niente l'azienda, nata da una scissione del gruppo Green Power, aveva nell'oggetto sociale anche la compravendita di gas ed elettricità. La transazione azionaria con i coniugi Galan come compratori viene siglata a maggio 2013. Pochi mesi prima, 9 febbraio, la società energetica, il gruppo Green Power, che poi è stato quotato in borsa, appunto, con il marchio di gruppo Green Power, pochi mesi prima la società, con base a Milano, era finita per la prima volta in grande evidenza sui giornali. Come pubblicità non fu granché però, anzi siamo in piena campagna elettorale e Berlusconi dal palco di una convention aziendale del gruppo Green Power sfoderò una performance del suo repertorio. Lei viene? Quante volte viene? Dice l'ex premier a una giovane donna che gli organizzatori dell'evento gli hanno messo al fianco. La malcapitata si chiama Angela Bruno, una dipendente della società veneta del gruppo Green Power, appunto. Christian Barzazzi aveva organizzato lo show con Berlusconi ospite d'onore per promuovere l'azienda di famiglia e se stesso in corsa col PDL per un seggio alla Camera. Adesso si scopre che lo stesso Galan si era messo in società con l'amico candidato, peraltro non eletto. Ma io parlavo solo con la moglie, la signora Persegato, si difende Christian Barzazzi, che dichiara all'Espresso di aver conosciuto Galan solo in campagna elettorale. Fatto sta che Energia Green Power, l'azienda dell'ex ministro Galan e dei fratelli Barzazzi, è nata nel marzo 2013 ricevendo in dote dal gruppo Green Power una lista clienti con oltre 2.000 nomi. Questo risulta l'unico elemento all'attivo di bilancio. Vale 1 milione, dice il commercialista Andrea Barbera, che nell'ottobre del 2012 firma un'apposita perizia giurata. Barbera non è uno sconosciuto in casa Barzazzi. Fino a pochi mesi fa il perito era anche membro del collegio sindacale del gruppo Green Power. In sostanza, secondo il commercialista, una valutazione così elevata si giustifica con gli affari che potevano essere sviluppati grazie alla lista di clienti venduta da un'azienda già ben introdotta sul mercato delle rinnovabili alla nuova società, a Energia Green Power, l'azienda dei fratelli Barzazzi di Luca Ramor, e nella quale ha una partecipazione anche Galan. Qualcosa però deve essere andato storto perché il secondo business plan, preso per buono dalla perizia giurata, nel primo anno di attività doveva avere ricavi per 3 milioni e invece, come risulta dal bilancio 2013, il giro d'affari si è fermato a 1.500 euro, ben distante dai 3 milioni, 2.000 volte meno di quanto previsto. Di fatto, Energia Green Power è rimasta ai blocchi di partenza. Che rapporti ci sono tra i commerci di gas attribuiti dagli investigatori a Galan e i progetti di espansione della società Energia Green Power dei fratelli Barzazzi? Lo sconfinato materiale accumulato dalla Guardia di Finanza non consente di dare una risposta. Resta agli atti il rapporto tra il politico e un'azienda cresciuta a passo di carica. Il collocamento in borsa ha fruttato 3 milioni di euro. Da allora i titoli hanno vivacchiato, pochi scambi, mentre le quotazioni viaggiano intorno ai 10 euro contro i 10,5 del prezzo di collocamento in borsa. Insomma, gli azionisti che hanno scommesso sui titoli del gruppo Green Power non fanno i salti di gioia. Musica diversa per i manager dell'azienda. Nel solo 2013 i 3 amministratori in carica della società quotata in borsa si sono spartiti 2.200.000 euro. Non male, per compensi, all'ordo delle tasse. Poi ci sono gli extra. Christian Barzazzi, per esempio, nel 2013 si è fatto liquidare dall'azienda di cui è azionista e amministratore 266.000 euro a titolo di consulenza legale. Sono 2 paroline che fanno venire in mente un bel magna. Nel frattempo anche i ricavi hanno fatto boom.
52 milioni nel 2013, quasi il doppio rispetto al 2012, che si era chiuso a quota 32 milioni. I profitti sono balzati da 700.000 euro a 2 milioni. Una marcia trionfale per i ragazzi prodigio del fotovoltaico, conclude Vittorio Malaguti. Se non fosse che la bella favola dei self-made men alla Veneta è stata macchiata dalla storiaccia del Mose, con Galan, amico e socio, che ora rischia il carcere. Quanto a Veneto Banca, Giancarlo Galan e il suo commercialista Paolo Venuti e con loro i Rossi Chauvenet, una famiglia padovana molto nota, tutti insieme fra gli azionisti di una piccola e fin qui sconosciuta società con sede a Padova. Comincia da qui una pista, scrive ancora Malaguti sull'Espresso, che porta a Veneto Banca, istituto di Montebelluna nel Trevigiano, di cui fino a poche settimane fa era dominus il manager Vincenzo Consoli. Il punto di partenza è la Amigdala SPA, citata nelle carte dell'inchiesta sul Mose come prova degli stretti rapporti tra l'ex presidente della Regione Veneto e il commercialista Paolo Venuti, anche lui indagato, considerato prestanome di Galan. Entrambi possiedono il 20% della Amigdala, la società padovana, con Galan schermato da una fiduciaria. Dai documenti ufficiali emerge però che un altro 20% è intestato alla Zadra di Lorenzo Cracco SAS, una comandita anche questa con sede a Padova. Lorenza Cracco, avvocato civilista, è la moglie di Paolo Rossi Chauvenet, un dentista che fino al ribaltone dello scorso aprile sedeva nel consiglio di amministrazione di Veneto Banca. Rossi Chauvenet, così come la moglie Lorenza Cracco, è amico di lunga data del banchiere Consoli. La reciproca frequentazione si è tradotta qualche anno fa, sempre in nome del dio Quattrino, in un affare milionario, l'acquisto di una grande masseria in Puglia, in località Manduria, provincia di Taranto. Il terzo socio dell'operazione, sentite un po' chi è? Il VIP della televisione, il giornalista Bruno Vespa, per la precisione. Una società che fa capo alla moglie di Consoli e a quella di Rossi Chauvenet ha comprato il 60% dell'impresa agricola, specialità il primitivo di Manduria, a sua volta partecipata dal 30 al 30% anche da Bruno Vespa e consorte, la magistrata Augusta Iannini. Adesso si scopre che gli amici del banchiere si sono messi in società anche con Galan. E allora sarà un caso, conclude Malaguti, ma il mutuo da 1.800.000 euro per ristrutturare la sua principesca dimora è stato concesso all'ex ministro Galan proprio da Veneto Banca, quella di Consoli e del suo amico Rossi Chauvenet.
chitarre per Sultans of Swing, un pezzo dei Dire Straits. Contro la corruzione meno leggi, il titolo dell'intervista che compariva su Panorama uscito ieri al magistrato Carlo Nordio, procuratore aggiunto di Venezia, che coordina la grande inchiesta sul Mose. Lo scandalo sugli appalti miliardari del Mose di Venezia, dopo quello sull'Expo di Milano, fa invocare pene più dure e norme più severe. Il PM antitangenti Carlo Nordio, scrive Panorama, è sicuro che sia un errore. Non servono a nulla pene più dure, norme più severe, né aiuta un supercommissario alla Cantone. Meglio invece delegificare, semplificare, deburocratizzare, perché nei commi si nasconde il diavolo. Mentre i PM condannano il sistema PD, titola Libero, Orsoni racconta di soldi a Cacciari e Costa, i giudici hanno accusato il partito di funeste consuetudini coi fondi neri, scrivono proprio così. Il sindaco patteggia 4 mesi e esce dal carcere. Nell'interrogatorio ha scaricato sui predecessori l'abitudine ai contributi dal Mose, cioè Cacciari e Costa. Di Cacciari si occupa sul libro anche Davide Giacalone, La strana filosofia del filosofo Cacciari. Chiedevo aiuti, ma io sono incorruttibile. C'è chi può, commenta Giacalone, e il partito in imbarazzo se la prende col sindaco e gli chiede di mollare la poltrona. Parla però di Orsoni, che spiega il triangolo dei fondi neri, in particolare Il Sole 24 Ore, nell'articolo di Sara Monaci. I fondi neri venivano creati tramite la società Clea e con false fatturazioni. Per questo Orsoni alla fine ha patteggiato. C'è un piccolo focus invece sull'Expo, naturalmente sempre in omaggio al dio uno, sarà anche uno, ma è poi pur sempre quattrino, perché quella divinità lì è molto superiore a tutte le altre divinità in circolazione, il quattrino, il dio quattrino. Della magica Expo, 47.000 euro per un giorno di lavoro, parla invece il venerdì di Repubblica, in un articolino piccolo piccolo nascosto a pagina 50. Maxi parcelle, maxi evento. Sotto accusa è finito Germano Celant per un compenso da 750.000 euro che il noto storico critico d'arte riceverà per servizi relativi alla curatela e direzione artistica dell'Expo 2015, anzi in particolare di un solo evento, la mostra Food in Art. Cifra, ha chiarito lo stesso emerito storico e critico d'arte, cifra che coprirà 2 anni e mezzo di lavoro, spese di gestione uffici, tecnologie e un gruppo di lavoro di 12 persone, quindi quasi quasi gli conveniva non farla, insomma, perché quei 4 soldi che gli danno era meglio non farla, fa solo per il prestigio e per il bene del paese. A far emergere il fatto è stata una lettera che Demetrio Paparoni, saggista e critico d'arte, ha indirizzato al sindaco di Milano Pisapia e al commissario governativo all'Expo Sala. Il caso Celant non è affatto l'unico, scrive il venerdì di Repubblica. Quella dei compensi d'oro sembra essere una pratica abbastanza diffusa e lo si evince da un'attenta lettura dell'elenco degli affidamenti 2013 nel sito ufficiale dell'Expo. Con un contratto da 47.000 euro c'è chi ha lavorato un giorno, il 2 maggio 2013. E questa la cifra assegnata a Stefano Mirti, responsabile della scuola di design NABA, per la curatela e produzione della performance Ready to Cloud, pronto per le nuvole, chiamiamole così. Le nuvole, si guarda in alto, ma poi la mano corre al portafoglio. C'è poi Michele De Lucchi, designer, che nell'arco di 3 mesi, per sviluppare il concept architettonico del padiglione Zero, di euro non ne ha guadagnati 0, ma 70.000, somma che è già stata interamente erogata. Queste cifre sono senza un dettaglio delle spese, fanno una certa impressione, dice Mirella Serri, giornalista e saggista. Parlo da cittadina, in un momento difficile in cui vogliamo ridurre guadagni, potere d'acquisto, vediamo ridursi i guadagni e il potere d'acquisto, servirebbe maggior trasparenza. Un allestimento alla Biennale di Venezia costa 420.000 euro. Come si può fare il confronto con compensi del genere? Quanto meno strana è anche la voce nell'elenco affidamenti Expo 2013 che riguarda una mostra della Fondazione La Triennale di Milano. Il contratto di lavoro stipulato è durato un solo giorno, il 24 giugno 2013, al costo complessivo di 622.000 euro. Alla Triennale vanno anche 6 milioni e 2 di euro per la realizzazione in 6 mesi degli Expo Point, scrive il venerdì, mentre il Libero si occupa dell'asta delle aree dell'Expo. L'asta parte prima rispetto all'inaugurazione dell'Expo. Entro il 14 luglio il bando sul futuro dei terreni dell'Expo sarà reso pubblico.
Da quella data si conteranno 6 mesi, entro quindi fine anno, e questo è il tempo che verrà concesso agli sviluppatori, come si dice, e in generale a tutti i soggetti che vorranno partecipare alla trasformazione di quel pezzo di terra su cui dal 1 maggio 2015 sarà inaugurata l'esposizione dedicata a nutrire il pianeta. Questo è il titolo dell'Expo. Oggi invece occhi puntati su Roma per il decreto Cantone, cioè per i poteri al magistrato Cantone. Per quanto riguarda invece il bando dei terreni, cioè in pratica all'asta le aree dell'Expo, un affare da 330 milioni, le cifre in gioco sono parecchio pesanti, giusto appunto, scrive il libro, perché l'area di Expo copre 1 milione di metri quadrati, di cui 440.000 dovranno essere destinati al verde, il cosiddetto parco tematico, mentre 489.000 saranno edificabili. Il valore dei terreni è superiore ai 300 milioni di euro. La cifra base d'asta, punto chiave di tutto il bando, non è stata stabilita, ma a quanto si apprende non dovrebbe superare i 330 milioni di euro, non troppo alta per evitare di disincentivare gli investitori in una fase di mercato in crisi. Siamo consapevoli che il mercato immobiliare è depresso, dice il presidente di Arexpo Luciano Pilotti. L'Agenzia del Territorio ha dato una stima di mercato dell'area tra 340 e 380 milioni di euro. Non possiamo andare sotto i 300 per rientrare dell'investimento e ripagare il debito con le banche. Insomma, la cifra corretta potrebbe essere 330 milioni, scrive Libero. Mentre, per chiudere con il capitolo amici, affari, persone, relazioni e via dicendo, e cricche, fate largo ai fedeli di Vegas. Giuseppe Vegas, presidente della Consob ed ex viceministro dell'economia con Tremonti, presidente della Consob, che è la società che controlla le società quotate in borsa. La Consob vuole regolarizzare 43 assunti senza concorso, comprese le persone più vicine al presidente, e monta la polemica. Se ne occupa anche in questo caso l'Espresso, che poi ha un altro servizio degno di nota, quello di Emiliano Fittipaldi, sugli affitti per gli amici di Ligresti, dalla Russa alle ragazze del giro romano di Berlusconi, passando per prefetti, sottosegretari e figli di politici, a prezzi di favore gli affitti degli inquilini del palazzo di Don Salvatore Ligresti. Cosa hanno in comune la Valletta Rascia Culite e Ignazio La Russa, la segretaria di Scaiola Fabiana Santini, il prefetto Achille Serra, l'olgettina Maria Letizia Cioffi, i figli di Beppe Pisanu e dell'onorevole Bruno Tabacci e la modella ucraina Oliena Cozzilo? Cosa hanno in comune? Che sono tutti sullo stesso citofono di un bel palazzo del centro di Roma. Insieme ad altri VIP, il gruppetto ha colonizzato un residence in via Ciro Menotti, a 2 passi da piazza Mazzini, quartiere Prati. Le coincidenze non finiscono qui. Politici, pezzi grossi e puppy girls hanno tutti firmato un contratto d'affitto con Salvatore Ligresti, che con la sua fondiaria, ora di proprietà delle cooperative rosse di Unipol, è stato proprietario dell'immobile fino a fine 2013. Lo scorso settembre il condominio è finito infatti nel portafoglio immobiliare di Unipol SAI, che ha rilevato la compagnia assicurativa di Don Salvatore Ligresti. I compagni delle cooperative rosse e la loro articolazione assicurativa Unipol sono diventati i nuovi padroni.
Sissy Redwick, Gimme That Swing. Brevissimamente, prima di salutarci, consigli per la lettura in questa fine di settimana. Etihad compra, gli italiani pagano, il pezzo di Stefano Vergine su L'Espresso oggi in edicola. Dal 2008 a oggi la compagnia di bandiera ci è costata 6 miliardi e mezzo, ma ora anche la vendita peserà su contribuenti e viaggiatori grazie a uno speciale sussidio. 3 euro a biglietto vanno al fondo cassa integrazione, di cui anche altre compagnie beneficiano, dalla Libyan alla tedesca Lufthansa. E sempre rimanendo ai settimanali, ma L'Espresso, c'è un servizio di Edmondo Ro sui tartassati a prescindere, i cittadini italiani colpiti da circa 8.000 gabelle, e molte si devono anche in assenza di un servizio che corrisponda, come nel caso della revisione dell'auto, solenne cazzata, o della caldaia, cazzata in termini fiscali, non ha senso, o della caldaia, oppure quando si versa il diritto erariale sugli spettacoli. Qui cade a fagiolo la proposta appena abbozzata nel suo annuncio ieri dal professor Claudio Borghi Aquilini e anche dal segretario della Lega Nord Salvini a proposito della drasticerrima semplificazione fiscale con una flat tax, una tassa sola, e peraltro anche il corollario a fianco di questa drasticerrima riduzione fiscale della possibilità di fare spesa pubblica. 2 bestemmie in una, insomma, praticamente, di cui si discuterà, credo, con profitto nelle prossime settimane e mesi. Intanto, siccome l'Italia sta troppo bene, gli italiani continuano a chiedere il quinto dello stipendio in prestito. Lo stipendio perde un pezzo, cresce la cessione del quinto della busta paga e diminuiscono gli importi richiesti. Sul giornale invece oggi potete leggere di un aeroporto inutile, 7 passeggeri al mese. Il comune dell'Aquila ha bruciato 4 milioni nel fantastico aeroporto. Lo scalo di L'Aquila Preturo, inaugurato il 26 maggio, serve solo a far viaggiare l'amministratore dell'aeroporto, e qualcuno ricorderà anche l'aeroporto di Albenga, 30 km da Imperia, collegato con Fiumicino tra 2002 e 2010, quando Scajola era ministro. Una cosa brutta la racconta invece il venerdì Luis Rivas dalla Francia, un nuovo esodo di ebrei. In Francia la più grande comunità ebraica d'Europa sta emigrando in Israele con dati senza precedenti. Le ragioni: la crescita della nuova destra secondo il venerdì di Repubblica, la violenza degli islamici e la sinistra estrema filopalestinese. Rinascono fantasmi antichi. Se invece volete documentarvi su BlackRock, uno dei fondi di investimento più grossi al mondo, il ministro Padoan, con l'accento sulla prima A naturalmente, lo ha incontrato recentemente negli Stati Uniti, l'amministratore di BlackRock, che già ha parecchi quattrini in Italia, investimenti. Nella tela di BlackRock è il titolo dell'articolo di Camilla Conti sull'Espresso. A New York alle ore 8:15 ogni mattina i manager del più grande fondo globale di investimento decidono le sorti delle industrie e dei governi. Ecco come. E infine da Italia Oggi il Brasile, paese che sarà ospitale ma è senza dubbio violento. In Brasile si trovano 16 delle 50 città più pericolose al mondo. Nel paese che accoglie i mondiali di calcio ci sono stati 56.000 omicidi soltanto nel 2012, è l'ultimo dato. Chiudiamo con 2 commenti belli da leggere, quello di Serena Gana Cavallo su Italia Oggi. Anche i medici pagati dallo Stato se compiono errori sono chiamati a risarcirli, perché non vale per i magistrati che sbagliano per dolo. Non è un attentato all'indipendenza, a meno che per indipendenza si intenda irresponsabilità. A proposito di magistrati, poi Tino Oldani, sempre su Italia Oggi, si occupa di un fatto incredibile ma vero: i magistrati onorari lavorano più di quelli togati, ma hanno contratti precari senza pensione né tutela per le malattie. Con ciò noi ci salutiamo e ci facciamo accompagnare, visto che sono in giro tanti tromboni, dalla Trombone Boogie, Swing Classic, dalla Trombone Boogie è il titolo del pezzo, della Swing Classic Big Band. Buon ascolto e buona fine di settimana.